fare Mare d'inverno un'iniziativa organizzata dalla 20ª edizione da parte di Fare Verde, e quindi per sollecitare i cittadini ad avere cura del mare ogni giorno e delle spiagge. Sì, Fare Verde è convinta che politica ambientale sia rispettare l'ambiente nel modo che ci spiega quotidianamente, quindi non dobbiamo pensare al mare solo d'estate quando lo utilizziamo, ma tutto l'anno. Pensare al mare significa anche pensare ad una raccolta e a una differenziata dei rifiuti a monte. Noi abbiamo trovato di tutto sulla spiaggia, soprattutto plastica, quindi noi invitiamo tutti quanti al non utilizzo della plastica, gli imballaggi, i contenitori. Allora, prima che la differenziata dei materiali, pensiamo a monte a non consumare quello che non ci può servire, a non avere poi lo scempio che abbiamo trovato sulla spiaggia, reti di pescatori, ancora siringhe e tanta plastica. E c'è questa sinergia, no, tra i due nuclei, quello di Francavilla e quello di Brindisi. Sì, Mare Verde, come sappiamo, è un'associazione nazionale, si divide in regionale ma anche poi locale, provinciale. Io sono diventato dallo scorso anno il responsabile provinciale, quindi della provincia di Brindisi. L'unione, ma non solo con Fare Verde ma anche con tutte le altre associazioni ambientaliste, perché comunque il problema dei rifiuti è un problema universale, un problema mondiale. Abbiamo visto anche precedentemente in un convegno dove ci sono stati una Majorana, due esperti di fama comunque nazionale, un biologo e un esperto in navigazione marittima. Abbiamo visto che comunque hanno trovato rifiuti anche negli oceani, nelle cosiddette isole di plastica, quindi il problema che noi troviamo qua è solo una piccolissima parte, il tutto poi si riversa negli oceani e nelle mari, dove si accumula in grandi quantitativi e non solo di grandi dimensioni. Il problema oggi sono anche e soprattutto le microplastiche. Quindi sollecitare contro ogni forma di inquinamento. Sì, assolutamente, rifiuti, ma qualsiasi altra cosa che comunque danneggi l'ecosistema, l'ecologia, l'ambiente e tutto. Quindi il problema dovrebbe essere, tra virgolette, l'uomo, quindi dobbiamo coesistere con la natura e non farla, portarla al degrado.